strada statale di Battaglia Terme ogni giorno passano decine di auto, pullman e camion e non ci si rende quasi conto della presenza del canale Battaglia che scorre tranquillo a fianco della statale. Ma se si sale qui, sopra il ponte dei Scaini, oltre ad avere una bellissima visione del Colle della Rocca di Monselice, si ha una visione diversa anche del canale e ci si inizia a rendere conto che è una vera e propria strada, una strada d'acqua. Se poi si sale al di sopra di un'imbarcazione, ciò che inizia a scomparire è la strada statale a fianco a noi e il canale assume preminenza. Chi ha navigato lungo questo importante canale che unisce Padova, Este, Monselice? Non soltanto i barcari, ma anche molte di quelle che potremmo considerare le celebrities dei secoli passati. Per esempio, lungo questo canale è possibile giungere attraverso delle vie d'acqua interne ad Arquà, quindi era la strada che seguiva il Petrarca quando da Padova doveva dirigersi appunto nel borgo di Arquà, dove c'è la sua casa ancora oggi visitabile. E un episodio racconta che lui avesse cercato anche di portare i suoi amati lauri, i suoi allori nella casa di Arquà tramite appunto delle imbarcazioni, ma non ci sia mai riuscito perché ogni volta dei temporali hanno distrutto il carico di questi preziosi lauri. Ma questa è stata una via d'acqua percorsa anche da Michel de Montaigne, che è stato affascinato dal ponte della Rivella e che ha descritto nei suoi testi: all'epoca di Galileo era normalissimo utilizzare queste vie d'acqua per spostarsi e lungo questo canale hanno navigato anche il Casanova e il Goldoni, che poco distante da qui, verso Padova, ha scritto anche una delle sue opere più importanti, e cioè I bagni di Abano.